Il giorno dopo restano i segni sull'asfalto, i vetri infranti e un incessante pellegrinaggio di parenti, amici, sconosciuti. Viale Caccianiga, Maserata sul Piave. È qui che ha perso la vita Christian Michelin, 22enne di Varago. Il ragazzo era in sella alla sua adorata Suzuki GSX, quella che su Facebook chiamava la mia bimba bella, lavata e profumata. Aveva appena salutato la fidanzata Chiara, ha percorso appena 200 metri quando all'altezza del municipio è finito contro un'Audi impegnata in una svolta. Ha centrato un lampione, ha sfondato la pensierina dell'autobus, purtroppo inutile ogni soccorso. Anche il sindaco Anna Sozza fra i primi ad accorrere in strada. La stiamo monitorando perché comunque è un rettilineo che induce a aumentare la velocità. Proprio quella che potrebbe aver tradito il ragazzo, commesso al centro commerciale Tiziano, che solo poche settimane fa sul social network postava parole diventate tristemente profetiche. Dovremo tutti imparare ad apprezzare di più la vita e a non sprecarla lamentandoci per cose futili. Era un figlio unico, i suoi genitori erano in vacanza in Croazia. Troppo giovane, mi dispiace. Ti pensi ai genitori, ti pensi a tutti, chi che lo conosce, che veramente ti lascia un vuoto. Abbiamo saputo che i genitori sono in ferie in Croazia e immagino la reazione loro, quindi anche perché un giovane così di 20 anni morire in questo modo. In 15 giorni ne sta due morti con la moto. Mi dispiace sì molto ai ragazzi così giovani a perdere la vita, è triste. Un weekend tragico per la sicurezza stradale. Una 21enne che studiava fisioterapia all'Università di Padova è morta tra San Martino di Campagna e Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. Caterina Alzetta viaggiava sull'auto condotta dal fratello 19enne, finita sull'opposta corsia di marcia mentre sopraggiungeva un altro veicolo. La ragazza è mancata nella notte all'ospedale, lo stesso in cui in passato era stato primario del pronto soccorso suo padre Michele, attuale responsabile del SUEM di Venezia.